Grande lavoro per le forze di polizia anche a Jesolo per il controllo del territorio in un weekend pasquale spettrale come non mai. Dopo i 2000 veicoli transitati nella settimana trascorsa presso i varchi videosorvegliati in entrata alla città di Jesolo, nelle ultime 24 ore sono stati 106 i veicoli controllati dalle forze dell'ordine, rilevando solamente 4 violazioni per transiti non giustificati. L'attività si svolge attraverso l'utilizzo delle autopattuglie, abbiamo un reparto motociclisti che sta coadiuvando le attività delle autopattuglie con controlli sull'arenile e nelle vie limitrofe. Abbiamo battuto anche attraverso l'utilizzo del drone la spiaggia, tutto l'arenile, in particolare le zone che ci venivano segnalate quali più indicate per gli accessi da parte di persone. Abbiamo controllato un tratto considerevole di tutta la passeggiata dell'argine del fiume Piave, sempre con l'utilizzo di droni e con le autopattuglie e con le motopattuglie. L'attività, oltre che sull'arenile, si svolge anche all'interno dei tracciati stradali urbani e appunto sulle vie di accesso principali e extraurbane. L'ordinanza del sindaco di venerdì scorso ha fatto sì che venissero chiusi 3 ponti, sono il ponte Spano di Jesolo Paese, che collega la via Nazario Sauro al centro di Jesolo Paese, il ponte della Vittoria che collega la via Parco Rimembranza con le vie Nazario Sauro e Piave Vecchio e poi il ponte girevole di Cortellazzo che collega la via Massaua con il viale Oriente e la via Cavetta Marina. Questo ha fatto sì che i controlli potessero essere più chirurgici ed intensificati nelle zone di accesso a Jesolo. Quali sono le scuse più assurde che magari hanno avanzato? Una per tutte è stata quella di un giovane ragazzo che in orario serale notturno, al momento del controllo da parte del personale di polizia, ha detto proprio questa frase: sto andando da mio zio a prendere la PlayStation. A quel punto i colleghi hanno approfondito il controllo, la fortuna ha voluto che l'autopattuglia avesse con sé il personale addetto all'unità cinofila e tramite l'utilizzo del nostro cane Basco sono stati sequestrati sulla persona del ragazzo che era stato fermato circa 60 grammi di sostanza stupefacente destinata, presumiamo, allo spaccio sul territorio isolano anche nonostante i controlli e nonostante il divieto di muoversi per Covid-19. Giornate pesanti e giornate difficili anche per voi che vi vede impegnati giorno e notte nell'attività di controllo, però ci sono anche dei momenti un po' più leggeri che vi regalano qualche sorriso. Sì, a ridosso delle festività pasquali abbiamo coadiuvato la protezione civile e il personale volontario, secondo le disposizioni dell'amministrazione comunale di Jesolo, nella consegna di alcune uova di Pasqua dei ragazzini dell'età compresa da 0 a 10 anni. E questo anche per noi è stato un momento di vera felicità perché il sorriso di questi bambini ci ha fatto dimenticare per un attimo la situazione che tutto il paese sta vivendo. Gli iesolani come si stanno comportando a questa situazione di emergenza? Per quanto riguarda i nostri concittadini possiamo dire che anche questa volta hanno dato grande prova di responsabilità. Vediamo adesso anche un controllo in corso. Come funzionano poi le verifiche alle autocertificazioni che vengono prodotte? Allora le autocertificazioni, una volta consegnate durante il controllo di polizia stradale, subiscono un primo vaglio da parte del personale su strada. Viene dato comunque un secondo controllo a queste autocertificazioni dal personale interno degli uffici per un controllo, ripetiamo, ancora più approfondito dei motivi che hanno utilizzato gli automobilisti per spostarsi.